Buongiorno, vi accogliamo nel bellissimo giardino del comune di Adria, vicino a un simbolo dell'amicizia che c'è tra la città di Rovigno e la città di Adria Gemellate. Venerdì, sabato e domenica avremo la festa del gemellaggio. Causa Covid, questa festa è stata programmata da mesi, sono state invitate le persone che in tutti questi anni ad Adria hanno contribuito alla crescita di questo bellissimo rapporto che c'è tra Adria e le sue città gemellate e alcune delegazioni saranno presenti fisicamente, altre saranno collegate in streaming. Il nodo, il cuore del convegno che si terrà poi sabato sarà quello di confrontare come le diverse città gemellate hanno potuto e saputo affrontare questa pandemia. Sarà un modo per rinnovare l'amicizia e il sentimento fraterno che ci lega e sarà un modo anche per ricordare giustamente tutte quelle persone che oggi purtroppo non ci sono più a causa della pandemia. Ma ora passo la parola all'assessore Andrea Micheletti che ci dice in maniera dettagliata il programma appunto che è stato preparato in questi mesi dagli uffici e è stato mandato con questi inviti sabato, ma ricordo c'è stato un avviso, ecco, diciamo, appunto dalle famiglie adriesi che hanno ospitato e che sono state protagoniste di gemellaggi ancora più di un mese fa. La parola all'assessore Micheletti. Buongiorno a tutti, grazie Sindaco. È un orgoglio poter ospitare finalmente dopo anni la festa dei gemellaggi qui ad Adria. È un evento che abbiamo preparato e che abbiamo atteso molto. Purtroppo la pandemia ci ha un po' ritardato in questi anni, ci ha un po' rallentato, altrimenti avremmo ospitato prima queste delegazioni. Però siamo felici di poterlo fare oggi e siamo felici anche che questo convegno possa avere un taglio internazionale, in quanto sarà appunto un convegno in lingua inglese e che possa anche avvalersi di una funzione duale in qualche modo, in quanto ci saranno, come diceva il sindaco, alcune delegazioni presenti fisicamente, altre invece si collegheranno in streaming, che comunque è anche una modalità innovativa che secondo me può essere portata avanti anche nei prossimi anni, perché è una modalità che permette una partecipazione, una condivisione la più ampia possibile, in quanto poi il convegno potrà essere seguito sul canale YouTube del Comune di Adria e sulla pagina Facebook. Ma passiamo un pochettino a spiegare quali saranno appunto le attività in cui saranno coinvolte le delegazioni. Allora, venerdì 15 le delegazioni arriveranno qui ad Adria, le accoglieremo nella sala del Consiglio Comunale dove ci saranno degli scambi di doni. La delegazione adriese omaggerà le delegazioni che arriveranno qui in presenza con dei doni che saranno significativi, adesso non vi dico cosa perché saranno un po' anche delle sorprese, però omaggeremo queste città insomma con dei prodotti e con dei prodotti anche artigianali che sono tipici della nostra città. Ci sarà poi un momento conviviale con l'amministrazione che servirà anche insomma, per dare il benvenuto a queste persone che hanno fatto un lungo viaggio per venire fino a qui durante la giornata di venerdì. Sabato 16 entriamo invece nel vivo di quello che è il convegno ed entriamo anche nella parte del convegno che è aperta alla cittadinanza. Chi abbiamo invitato? Abbiamo invitato le famiglie che storicamente hanno partecipato, come diceva il sindaco, in questi anni alla vita dei gemellaggi, quindi che hanno ospitato e che sono state ospitate nei paesi di origine. Abbiamo invitato le associazioni che storicamente si occupano dei gemellaggi. Ricordo e saluto il gruppo Gemellaggi Giovani di Filippo Trombini, ricordo Adria Nostra che in questi anni si è spesa per portare avanti questa tradizione. Saranno ospiti loro, ma ci saranno anche dei posti riservati ai cittadini che potranno essere fermati su prenotazione. Nei prossimi giorni, già da ieri, la comunicazione è presente con delle locandine cartacee lungo la città. In questi giorni usciranno anche le comunicazioni via social. Non potevamo anticipare troppo questa comunicazione perché per via delle restrizioni, che per fortuna adesso sono un po' allentate, il numero deve essere molto contingentato e quindi non volevamo insomma creare dei problemi anche di ordine pubblico nel dare questa notizia troppo in anticipo. E sabato 16, quindi alle 9:30, si terrà in sala del Consiglio Comunale un importante convegno internazionale in lingua inglese, quindi i partecipanti parleranno
l'inglese, che appunto sarà la lingua ufficiale del convegno, dal titolo "Dalla pandemia un nuovo modello di sviluppo per la nostra città". Interverrà il sindaco, interverrà il presidente della biblioteca comunale, professor Giolo, ma soprattutto interverranno i sindaci e i rappresentanti delle singole città, ognuno facendosi portatore anche di un messaggio, diciamo, turistico, in quanto ogni città si presenterà alle altre con un piccolo video promozionale. E anche noi come città abbiamo una piccola sorpresa, per la quale ringrazio la regista Anita Galimberti, che ha messo a disposizione il suo video per il convegno. Questo sarà un po' il momento clou, diciamo, in quanto sarà anche un'occasione per parlare di quelli che sono i temi principali che hanno colpito i paesi europei durante la pandemia. Parleremo di solidarietà, parleremo di come ci ha cambiati questa pandemia e di quali sono le prospettive anche per ripensare ai gemellaggi, che non possono più necessariamente essere solamente uno scambio di persone, ma devono essere uno scambio di cultura e di valori. Al convegno seguirà un pranzo ufficiale istituzionale presso l'Istituto Alberghiero Cipriani, che ringraziamo. Saranno protagonisti i nostri ragazzi dell'alberghiero, saranno protagonisti gli insegnanti, quindi un'eccellenza che volevamo includere a tutti i costi all'interno di questo gemellaggio. Seguirà poi un'altra eccellenza, che è quella del Museo Archeologico Nazionale di Adria. Ci sarà una visita in lingua inglese organizzata da Studio D, che ringrazio, farà una visita tematica in lingua, e poi seguirà durante la giornata anche una visita del teatro comunale, perché ricordo che nello stesso weekend Adria sarà anche protagonista delle giornate d'autunno del FAI, in cui sarà aperto il teatro comunale, sarà possibile vedere in anteprima il Circolo dei Signori, che riaprirà dopo una lunga ristrutturazione, sarà possibile vedere la chiesetta di Corte Baroni e sarà possibile visitare la Repubblica di Bosgati a Corte Milana, che si trova per metà nel comune di Papozzi e per metà nel comune di Adria. La giornata si concluderà con un pranzo istituzionale e con un momento conviviale al conservatorio, in cui i ragazzi del conservatorio metteranno in scena un ensemble all'interno del nuovo auditorio, quindi sarà anche un modo per aprire alla città, perché anche qui ci sarà la possibilità di prenotare con dei posti liberi il concerto, che appunto sarà aperto alla cittadinanza. Concludiamo domenica 17 con la Santa Messa, che verrà celebrata nella chiesa della cattedrale. Saranno presenti le delegazioni, sarà presente l'amministrazione e verranno fatte delle preghiere che avranno come tema i temi del convegno che abbiamo ribadito prima. Dopodiché ci saluteremo e ci daremo appuntamento per il prossimo appuntamento internazionale, che probabilmente sarà all'Ampertam il prossimo anno per la prossima festa del gemellaggio. Quindi insomma un momento importante, un momento che nonostante la pandemia secondo me ha una caratura e un respiro internazionale, perché comunque abbiamo voluto affrontare con la massima cura e con il massimo impegno e con la massima serietà quello che è un momento che di fatto rilancia i gemellaggi nella città di Adria per i prossimi anni, speriamo in presenza e speriamo con la condivisione delle famiglie e delle persone che da anni hanno lavorato a questo progetto. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno.